Pronto? Mario, corri subito in ospedale, il nostro figlio sta male. Mi scusi, dottore. Chi è lei? Dica pure. Sono il papà. Come sta mio figlio? Parla da professore che tiene figli e non vi preoccupate, mamma è fuori. Con l'occhio infusicchiante mi guardate. Parla di figlio mio, son copato. Ascolti, in base agli accertamenti fatti, abbiamo fatto il possibile, ma le condizioni si sono aggravate e dunque solo un miracolo lo può salvare. Dio, se io vedo tu sei grande, stienne sta mano tua, fa che tu renni a casa figlio mio. Tu che hai creato bene, non fa vincere il male, e un angelo è con te che può portare. E tiene solamente che hai 20 anni, una forza per combattere sto male, ma il cuore suo non si può fermare, perché non può far chiagnere a mamma. Teneva nascosto in tuo cuore che già stava male più 4 mesi, perché non voleva che la mamma potesse soffrire, non poteva capire. Decide, professore. Come sta mio figlio? Si salverà? Mi dispiace, ma devo darle una brutta notizia. Vostro figlio non ce l'ha fatta. Ma che state dicendo, professore? Non tenga manca forza, scilla fuori. Povera mamma sua, le spezzo cuore. Ma che state dicendo, professore? Dio, se io vedo tu sei grande, stienne sta mano tua, fa che tu renni a casa figlio mio. Tu che hai creato bene, non fa vincere il male, e un angelo è con te che può portare. E tiene solamente che hai 20 anni, una forza per combattere sto male, ma il cuore suo non si può fermare, perché non può far chiagnere a mamma. Teneva nascosto in tuo cuore che già stava male più 4 mesi, perché non voleva che la mamma potesse soffrire, non poteva capire. Dio te l'hai portato con te, figlio mio. È un angiolino. È un angelino, ma non lo vedi più, figlio mio.